È stata una scelta quasi obbligata, riteniamo che Fratelli d'Italia, ma come tutta la città, ma non solo la città, tutto il paese dovrebbe essere vicino soprattutto in queste occasioni a chi cerca di fare della legalità un baluardo, cerca di aprire le maglie della resistenza di qualcuno che forse non vuol far sapere cosa accade realmente in un settore molto difficile come quello dell'immigrazione. Noi abbiamo deciso di dare sostegno, ma non tanto al procuratore capo, che ovviamente è lui che sta intestando e sta facendo questa battaglia, ma un sostegno alla legalità. Noi riteniamo che la legalità debba essere sempre garantita. Chi vuole fare, chi vuole aprire le maglie della resistenza, come dicevo prima, alla legalità e alla trasparenza, ritengo che debba essere sostenuto dagli altri. Noi questo stiamo facendo, a sostegno appunto della legge, a sostegno di chi vuole fare chiarezza, perché chi non ha nulla da temere ritengo che non debba avere paura di chi vuole fare chiarezza. Ma già gli ultimi risvolti sono abbastanza chiari, anche la Procura di Trapani c'è un'inchiesta aperta già da diverso tempo su qualche ONG. Non bisogna fare ovviamente tutta l'erba un fascio, sappiamo perfettamente che ci sono tante associazioni ONG che lavorano sicuramente per il bene delle persone, ma è normale, purtroppo gli esseri cattivi esistono da tutte le parti, anche in questo settore, un settore dove sostanzialmente il business è ormai acclarato, il business degli immigrati, e ritengo che anche su questo bisogna fare chiarezza, ma anche per dare maggiore contezza e sicurezza a chi questo servizio lo riceve, perché sappiamo e abbiamo contezza di tantissime associazioni che sfruttano anche questi immigrati per fare soldi, poi li trattano e li riducono allo stato bravo, quindi anche questo deve essere garanzia per tutti, per chi offre il servizio e per chi lo riceve.